Eder. Mech. Pallister. Nel tranquillo contesto di Trieste, la scomparsa di Liliana Resinovic ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nei cuori dei suoi cari, ma anche in quelli di un'intera comunità. Sebastiano Visintin, il marito di Liliana, ha recentemente condiviso un ricordo toccante sui social media, un tributo d'amore che ha fatto eco nel cuore di molti. La foto postata da Sebastiano ritrae Liliana in un momento di pura semplicità e gioia, con un gelato in mano e un casco da ciclismo. Il suo sorriso racconta una storia d'amore e di felicità quotidiana vissuta accanto al suo compagno di vita. È un'immagine che cattura la bellezza dei momenti ordinari, quelli che spesso passano inosservati ma che, nel ricordo, brillano di un'intensità speciale. Liliana non era solo una moglie amata, ma anche una figura rispettata e ben voluta nella comunità triestina. La sua scomparsa improvvisa ha scosso i suoi concittadini, lasciando un segno indelebile. Le indagini per far luce sulla sua misteriosa scomparsa continuano, ma nel frattempo, i ricordi di Liliana si intrecciano con i gesti quotidiani e le memorie condivise, mantenendo viva la sua presenza. Il post di Sebastiano ha raccolto una valanga di messaggi di sostegno e solidarietà da amici, conoscenti e membri della comunità, dimostrando quanto Liliana fosse amata e quanto il suo ricordo continui a unire le persone. Questo flusso di affetto è un tributo alla vita di Liliana e al legame profondo che la univa al suo marito. Intanto, in un intreccio di coincidenze che spesso la vita presenta, Sebastiano e Claudio Sterpina si sono incontrati casualmente a Muggia ieri. Questo incontro fortuito ha visto uno scambio di sguardi che ha catturato l'attenzione di chi era presente. Sebastiano, nel riconoscere Claudio, ha mostrato un'intensità che racconta di emozioni complesse e profonde. Claudio, da parte sua, ha colto l'occasione per immortalare l'istante, creando un collegamento tra le storie personali e il contesto di più ampio della comunità. Lo scatto di quel momento è quello che vedrete alla fine di questo video. La storia di Liliana Resinovic è un promemoria del potere del ricordo e della resilienza comunitaria di fronte alla perdita. Sebastiano, con il suo tributo affettuoso, non solo mantiene viva la memoria di sua moglie, ma rafforza anche i legami che uniscono chi l'ha conosciuta e amata. Mentre le indagini proseguono, la comunità di Trieste continua a sostenersi a vicenda, dimostrando che l'amore e la solidarietà possono nascere anche nei momenti più difficili. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.